Anche quest'anno la Regione Veneto si è attrezzata per fornire un'assistenza a tutti coloro che sono un po' più fragili e che potrebbero subire delle conseguenze magari anche gravi da eventuali ondate di calore come si sono avvenute anche negli anni scorsi. Abbiamo pertanto deliberato di assegnare una certa somma proprio per far fronte a queste esigenze e soprattutto abbiamo messo in piedi una squadra di lavoro efficace, molto importante, che comprende in particolare l'ARPAV, il COREM che è il coordinamento delle emergenze del Veneto e tutti gli attori che possono contribuire a far fronte a questo tipo di situazioni. In particolare abbiamo allertato e allerteremo i medici di famiglia, i distretti, tutti gli operatori sociosanitari, le aziende ospedaliere, gli ospedali veri e propri, le nostre, tutto ciò che insomma può dare assistenza immediata a chi? A tutti coloro che possono subire gli effetti di questa ondata di calore, in particolare i bambini piccoli, gli anziani, i diabetici, gli ipertesi, quelli che soffrono di malattie cardiovascolari, insomma tutti questi soggetti che da un'ondata di calore potrebbero avere conseguenze anche gravi.